All'Agrigento ricorrono difficoltà nel merito della rottamazione delle cartelle esattoriali con scadenza al 31 luglio. Ascoltiamo in proposito il presidente del centro servizi al cittadino e consigliere comunale Nello Amel. Questo è, un appello che io faccio agli utenti che hanno presentato domanda di rottamazione. Doveva arrivare entro il 31 luglio la busta con i bollettini per il primo pagamento che scade appunto il 31 luglio. Anzi, la Serit aveva detto così informalmente che sarebbe arrivato entro il 15 di giugno, 20 giugno al massimo. Gli arrivi di questi bollettini si sono verificati solo da alcuni giorni e moltissimi utenti probabilmente non arriveranno a riceverli in tempo. Siccome la prima rata della rottamazione scade il 31 di luglio e se non si paga puntualmente si perde il diritto totale alla rottamazione, anche il ritardo di un giorno nel pagamento fa decadere dal diritto alla rottamazione. Quindi io invito coloro i quali sono interessati, che hanno presentato domande di rottamazione e non hanno ricevuto il bollettino, di recarsi presso la Serit e chiedere la copia dei bollettini, la consegna dei bollettini in modo da poter effettuare il versamento nei termini previsti del 31 luglio, che sono termini assolutamente interrogabili, se no si perde completamente il diritto.